Da 2 settimane e per altre 2 sulla rivista di fumetti Lancio Story vengono pubblicate le nuove storie di Dago, sceneggiate dal sassarese Gianluca Piredda. In questa occasione il nobile veneziano viaggia per le coste nord-orientali dell'isola. Sentiamo Stefano Lai. La cosiddetta linea a trazione italiana nasce dalla voglia e dalla volontà di rendere Dago sempre più presente sul territorio italiano, di fargli visitare le regioni, le città, fargli raccontare la storia e le storie di quei luoghi, le cronache rinascimentali che ancora non sono state raccontate e che talvolta sono anche delle storie poco note al grande pubblico. Ed è anche una delle richieste che ci facevano i lettori. Direttamente dalle parole di Gianluca Piredda, scrittore e sceneggiatore sassarese che negli ultimi 20 anni si è fatto conoscere anche negli Stati Uniti, una delle patrie del fumetto con personaggi di culto come Warrior Nun, da cui è tratta la serie omonima in onda su Netflix che ha conquistato il mondo con il suo team di angeli, demoni e suore ninja, abbiamo sentito come la Sardegna diventa nuovamente protagonista di una nuova storia di Dago, il personaggio ideato nel 1980 da Robin Hood. Dal 14 settembre su Lancio Story è cominciata una nuova avventura del Gianni Zero sull'isola dei Nuraghi, un racconto di 48 pagine che si svilupperà in 4 settimane, firmata proprio da Gianluca Piredda, Il segreto di Barbarossa. E abbiamo identificato come paese vittima Olmedo, che realmente in quegli anni è stato devastato. Quindi in questa storia Dago si muoverà tra Sassari, appunto Olmedo, Porto Torres, fino ad arrivare all'Asinara, dove Barbarossa, in quel periodo, prese dimora e rapì quel pastorello che ribattezzò Hassan-Aga. Il nobile veneziano, scampato da una mattanza familiare e ripescato da una nave di turchi che lo rivende come schiavo, riprende la cittadinanza italiana e tra mito e realtà vaga per i paesi costieri della Sardegna alla ricerca di un tesoro perduto. Un viaggio tra Sassari, Porto Torres, l'Asinara e Olmedo che scorre nella matita di Silvia Marino e sorprende per la naturalezza con la quale descrive il paesaggio e l'architettura dei luoghi e i costumi. Un'altra grande opera di Piredda dopo il successo di Dracula in the West, la serie pubblicata su Scopio, l'altro giornale a fumetti dell'Aurea editoriale. 2 storie unite dalla stessa cornice. Non a caso in Sardegna negli anni 60 e 70 si giravano i film western e Gianluca Piredda scava nelle sue radici per poi regalare al mondo anche la sua terra.